Beata solitudine. Canto terzo. Una mattina, come di consueto, di sabato arrogato si recò. Da anni assiduamente lo faceva, ai santi sacramenti si accostava. Una sorpresa Dio preparò, che certo era gradita a Nicolò. Giunto al rogato si sentì chiamare da una voce che gli era familiare. Con la mente ritornò nel passato, rivedendo momenti già vissuti. Ripensò a Maniaci al giovanotto, per cui nutriva sincero rispetto. Rivide quell'amico suo fidato, che a Gazzana lo aveva lasciato. Così Dio gli diede il suo compenso, facendolo incontrare con Lorenzo. Con dignità e grande cortesia, commossi si abbracciarono i due amici. Volevano urlare a squarciagola, però non pronunciarono parola. La gioia che esprimeva il loro viso si manifestava col sorriso. Dio volle dare un segno a quell'evento manifestandosi con un colpo di vento. Ci fu grande stupore nel convento quando si alzò quel refolo di vento. Intenso ed improvviso aveva soffiato in quel giorno mite ed assolato. Don Cusmano, uomo di gran fede, aveva interpretato quel segnale. Disse: cari fratelli, non temete, nel segno del divino abbiate fede. Oggi il Signore si è manifestato in questo luogo santo del rogato, e certamente Lui ha propiziato l'incontro che oggi qui è avvenuto. Possiamo essere fieri di ospitare due uomini capaci di insegnare cos'è la vera fede nel Signore, donar se stessi con sincero amore. La messa celebrò Padre Cusmano per la solennità dell'accaduto. Nicola e Lorenzo con fervore si accostarono alla mensa del Signore. Con il capo chino ai piedi dell'altare, restarono per ore inginocchiati. L'impegno rinnovarono d'amore verso Maria e verso il Redentore. Alla grotta Nicola lo invitò, Lorenzo con piacere acconsentì. Nicola Lorenzo precedeva, perché questi la strada sconosceva. Per un sentiero d'irti spini e rovi, abilmente Nicola si muoveva. Con fatica Lorenzo lo seguiva, di quei sentieri impervi si stupiva. Man mano che avanzavano nel sentiero, più ardua l'impresa diventava. Le spine da ogni parte li avvolgevano, ogni parte del corpo insanguinava. Disse Nicola: vedi, amico caro, questa strada è simile al Calvario. Il morso delle spine è atroce, pensa a Gesù che è morto sulla croce. Caro Nicola, rispose Lorenzo, non può questo un uomo sopportare. Perché non ti ritiri in un convento dove potrai ugualmente Dio pregare? Lorenzo, amico, non lo posso fare. Ho stipulato un patto col Signore. A Lui ho promesso la mia vita, continuando a fare l'eremita. Giunsero al Calanna affaticati quando il giorno era prossimo a morire. Lorenzo era ansioso di arrivare, voleva l'amata grotta visitare. Restò deluso nel preciso istante, quando osservò la grotta attentamente. Ogni comodità era fornita sotto un enorme masso situata. Non ebbe più il coraggio di parlare, pensando a quell'amico e al suo soffrire. Su quella nuda pietra si immolava, la vita giornalmente si struggeva. Immersi nella quiete della sera, inginocchiati iniziarono a pregare. In quell'antro deserto e sconosciuto, il disegno di Dio si era compiuto. L'alba li colse inginocchiati mentre si sveglia piano la natura. Disse Lorenzo: non posso più restare, a malincuore mi devo incamminare. Ci rivediamo un giorno, o Nicola, in paradiso l'eterna dimora. Partì Lorenzo con grande dolore, lasciò Nicola con il pianto nel cuore.